Cari amici, non posso, come tutti i lunedì, non cominciare dalla notizia che è quella che più, almeno a me, mi ha colpito, ma credo anche voi. È possibile che ci siano degli esodi biblici verso l'Italia e nessuno riesca a fare niente, nessuno ci provi nemmeno a fare niente. È possibile che gli scafisti sono più crudeli con i neri e che i siriani non vogliono mischiarsi agli altri, quindi i neri vanno giù di sotto e quelli nero un po' più chiaro stanno sopra. Ecco, siamo alla sottigliezza del colore, questo razzismo pseudocromatico. È una cosa vergognosa, se non fosse ancora più vergognoso il fatto che in mezzo a tutta questa gente che, come ho già detto, da questa telecamera come quel simpatico industriale si fregava le mani e rideva al sentire che c'era stato il terremoto all'Aquila perché già pensava quanti soldi faceva, ve lo immaginate quanto ridono tutti quelli che su queste disgrazie ci campano? Sì, perché tutti quelli che portano l'acqua, tutti quelli che portano da mangiare, tutti quelli che fanno avanti e indietro, e le navi, e le contronavi, e gli alberghi, ma sicuramente, e poi quelli che faranno la gestione umanitaria, insomma, su questa torta, e mi dispiace chiamare torta una marea di esseri umani, ma per questi qua è una torta. Su questa torta ci sono le forchette e i cucchiai di migliaia e migliaia di persone. E poi arrivano i bambini che soli, abbandonati, vanno sicuramente, non ci nascondiamo dietro un dito, a rimpolpare l'esercito di quelli che doneranno gli organi, a cui verranno estirpati gli organi. Aumenteranno l'esercito di quelli che andranno a spacciare la droga, aumenteranno l'esercito delle bambine che si prostituiscono, insomma continueranno a far fare soldi perché questo è un investimento. Io mi auguro che il presidente Renzi sia stato in Africa la settimana scorsa, è tornato domenica, per bloccare questo, ma non lo so mica se ci riesce. E perché dovrebbe guardarsi bene anche all'interno del suo paese, perché anche da noi ci sono tanti che si fregano le mani e non vedono l'ora che arrivino tutti questi disperati, perché su quei disperati ci fanno tanti soldi. Ne riparleremo.